Cari amici dei Custodi della Memoria, oggi pubblichiamo questo video quando per voi sarà Ferragosto, mancano in realtà pochi giorni, ma ho preparato questo video per incuriosirvi di alcune cose carine che insistono in questo territorio. Siamo praticamente tra Mara Calagonis e Quartuccio, e anche per menzionare una data importante. E siamo praticamente sulla sommità della cascata di Sa Spindola del Saggedu. Grazie Monica, da qui prendo io. In tanti la conoscono come la cascata di San Pietro Paradiso. È meglio comunque chiamarla e menzionarla come Sa Spindola del Saggedu. Ora, una curiosità potrebbe essere questa, cioè il nome di Saggedu potrebbe, amici dei Custodi della Memoria, derivare da una cosa molto bella che c'è lì su. Io la sto inquadrando e adesso ve la faccio vedere col drone, perché esattamente lì c'è un nuraghe che si chiama Nuraghe Saggedu. Eccolo, eccolo cari amici dei Custodi della Memoria, il nuraghe Saggedu, il nuraghe de Saggedu. E purtroppo non è in buone condizioni perché si vede che la camera principale è praticamente crollata, però volevo farvelo vedere perché è a dir poco curioso. Nuraghe Saggedu praticamente qua lo conoscono in pochi. Siamo in territorio di, abbiamo detto, di Mara Calagonis, e questo nuraghe dovrebbe essere fatto con dei blocchi praticamente uguali, o se non simili, a quelli che poi costituiscono un'altra curiosità, un'altra bellezza di questo territorio, perché se io faccio girare il drone da questa parte, eccolo qui, ci facciamo una bella passeggiata fino alla tomba dei giganti di Sconcias, la tomba di giganti Sadome Sorcu di Quartuccio. Ci si arriva con un cammino di circa 1,5 km di strada, non dico agevole, ma comunque in buono stato. Guardate che meraviglia poi il contesto ambientale. Mi ricorda delle belle cose, sportive. Questo posto è spettacolare. Guardate che meraviglia. Ho fatto praticamente qualche centinaio di metri in direzione nord-est e stiamo arrivando praticamente alla tomba dei giganti di Quartuccio. Giù alla cascata, nei pressi della cascata, vi avevo detto che avremmo menzionato una data importante. 16 agosto 2020 nascevano i Custodi della Memoria. Siamo arrivati a 3 anni, siamo arrivati a 30.000 follower, tantissimi. Io di questo ne sono orgoglioso perché personalmente l'archeologia non era il mio campo, io ho un titolo di studio completamente diverso e quindi questo mi fa davvero piacere perché nonostante tutto sono riuscito a trasferirmi l'entusiasmo e chissà anche qualche piccola conoscenza della incredibile quantità di siti archeologici della Sardegna. Vedete, qualche centinaia di metri in linea d'aria e appare in tutto il suo splendore questa meravigliosa tomba di giganti che, se non ho capito male, potrebbe essere un unicum perché rivolge le zedra verso nord. Non sono tantissime. Guardate che meraviglia. Poi è l'orario migliore. Granito, se entrerete dentro noterete anche il porfido. Questi, lo diciamo sempre, non sono dei barbecue ma sono dei pozzetti votivi. Ed eccola qui, che poi è inserito tutto in un contesto importante per quanto riguarda il nuragico, questa zona, perché praticamente in quella direzione nord-est si trova il nuraghe Peduzzo e la tomba dei giganti Murta e Sterria, e a sud-est c'è un altro nuraghe Anna. Quindi, come potete vedere, amici dei Custodi della Memoria, Mara Calagonis e Quartuccio hanno praticamente una grande importanza per quanto riguarda l'archeologia della Sardegna. Eccole, riprendiamo le immagini dall'alto perché il drone piano piano, mentre io facevo le immagini dal basso, ci ha raggiunto. E come potete vedere, ecco la maestosità della tomba dei giganti di Quartuccio. La vediamo anche dall'alto. E allora ragazzi, cari amici di Custodi della Memoria, lo mettiamo in as, eccola qua, eccoci qua, guardate che meraviglia così. Niente, che dire, amici dei Custodi della Memoria, io vi ringrazio tantissimo, noi vi ringraziamo tantissimo, siamo stanchi, sono stanco personalmente, 3 anni sempre in giro, speriamo di non invecchiare presto perché ho tantissima voglia di rimanere ancora con voi. Io sono lì con Monica e adesso praticamente alziamo le mani e vi salutiamo.
Ciao a tutti!